Benvenuto alla Taverna, Friuli Wines, il podcast definitivo sui vini di Friuli Venezia Giulia. Sono Wayne Young, l'host. Salve amici di Vini Friulani, io sono Wayne Young e benvenuto alla Taverna Friuli. Martina Monreale da Il Roncal è il nostro ospite questa settimana, un'azienda su Colle Montebello vicino a Cividale del Friuli. Conosco Martina da tanti anni, la conosco come una grandissima lavoratrice che ha superato delle difficoltà nella storia dell'azienda, madre di 2 figlie, un'imprenditrice, una direttrice di questi 20 ettari bellissimi nel Colle Orientale del Friuli, coinvolta sempre con le donne del vino, l'ho vista sempre a varie fiere, eventi, sempre in viaggio per l'azienda, portando avanti il sogno del marito mancato, che è diventato anche il sogno di Martina e le sue figlie. Un posto bellissimo, una persona bellissima e forte, molto molto brava. Prima di questa conversazione, però, volevo chiedere a voi una domanda. Come ho già detto diverse volte su questo podcast, non mi piace degustare i vini in questo contesto. Cioè, trovo noioso sentire o guardare una persona con bicchiere in mano che descrive il naso e il palato di un vino. Però, cosa ne pensate se faccio un vino della settimana per ogni podcast? Nessun critico, nessun punti, solo una breve descrizione di qualcosa che ho bevuto durante la settimana. Quel mi è piaciuto tantissimo. Ti interessa una cosa del genere? Di sapere cosa sto bevendo di bello? O è una cazzata pazzesca come la corazziere Potemkin? Non lo so. Però dovete farmi sapere. Su Spotify farò un sondaggio. Allora se mi seguite su Spotify cercare questo sondaggio e vota se ti piace questa idea o no. Però dovete essere anche un po' attivo, no? Scrivimi sui social. Dovete scrivermi su La Taverna Podcast su Instagram e Facebook. Mi seguite lì. Il mio personale su Insta e Facebook è sempre Wayne Grape. E seguitemi su tutti e due, per favore, non solo su una. E farmi sapere se un vino della settimana di Wayne sarebbe divertente per voi. Ok, basta le cazzate. Andiamo avanti con questa conversazione con Martina Monreale di Il Roncal. Come sono finita nel vino? Come sei finita nel vino? Sì. Spiegami, Martina. Allora, Allora, sei friulanissima? Sì, sono friolanissima. Mio Ok. padre era originario di Pradamano, mia mamma di Butrio. Non sei cresciuto nel mondo del vino? No. Perché tante volte quando faccio queste interviste si parla di generazioni. Sì. Il mio nonno, il mio bisnonno, Certo. l'abbiamo sempre fatto, però forse non era solo vino, era vino, più grano, più bestie. Però tu non sei venuto No. di quel mondo lì. No, io non sapevo nulla di vino, Ok. non bevevo vino. Nella mia famiglia invece amavano il vino e avevano un filare di uva americana che faceva tutta una pergola che adombrava il giardino. Ah, ok. Quindi era- A Pradamano, a Butrio, Butrio, scusami. a Butrio. A Butrio. Sì. Che ovviamente Butrio è un grandissimo zona per la produzione del vino. Sì. E poi mi sono avvicinata al vino perché mi sono sposata nel vino. Ok. Mio marito Roberto era viticoltore, era enologo Mhm. e è lui che mi ha trasmesso la passione. Ok. Io ovviamente non sapevo nulla, poi piano piano ho fatto dei corsi, i 3 corsi di sommelier, Ah, ho fatto diversi corsi di avvicinamento, insomma, per poter capire di più questa bevanda ok. che adesso apprezzo tantissimo. E lui purtroppo è mancato in età giovane, per cui Mi ho voluto dispiace. portare avanti io
il suo progetto. E diciamo che lui è riuscito a trasmettermi la passione Ok. per la terra, la passione per la produzione, la passione per anche la degustazione, non per bere, per la degustazione del Mm. vino. Mi ha insegnato tanto. Lui mi chiamava sempre in laboratorio quando faceva i tagli, preparava i vini, dicevo: ma io non capisco niente, perché ero agli inizi. E lui diceva: sì, però hai la bocca pulita e Ah, hai un naso fine. ah. Ma le donne Quindi hanno sempre un'altra sì, sensibilità. quindi andavo in laboratorio e le prime volte era un po' difficile, dicevo: oddio che vinaccio, oh, che duro, che aspro questo vino. E lui mi diceva: vedrai questo tra 6 mesi. Ah, Perché chiaramente lui da enologo riusciva a vedere il futuro certo, del vino. certo, Io non certo. avevo la competenza per poterlo capire. Mm. Quindi poi dopo tempo mi faceva riassaggiare senza dirmelo lo stesso vino. Io lo annusavo e dicevo: farei un'inalazione di questo vino, da Mm. tanto che mi piaceva, si trattava di un rosso. E lui mi ricordava: ma questo è quello che mi hai scartato 6 mesi fa, che dicevi che era duro o aspro, vedi cos'è l'evoluzione? Ok. E mi faceva comprendere. Quindi lì ho capito che c'era tanta passione, tanto lavoro, tanto amore. Mm. Ma tu E hai sentito, non lo so, adesso guardando indietro, sì, tu vedi questo, diciamo, inesperienza all'inizio con il mm, vino come un pregio o dovevi proprio lavorare per arrivare, per capire? Perché eh, secondo me è un pregio, ma dimmi tu. ma a dire il vero, non è che, cioè, mi sono impegnata per capire, perché Ok. io sono curiosa per natura, ma anche assaggiare senza sapere nulla di cosa c'è dietro è un po' sciocco. Quindi mi sono impegnata per capire un po' tutto quello che è il percorso, perché per ottenere questa bevanda che è il vino, che è fantastico. Mm. Quindi dalla terra, che è dalla terra che nasce il vino, quindi dalla terra la produzione, le riduzioni, le basse rese per ettaro, e sono tutte cose che poi portano ad un vino di qualità. E Mhm. Roberto puntava a questo con il Roncal. Ok. Lui ha sempre desiderato fare un vino di qualità, per cui appunto già in campagna si impegnava già parecchio. Ok. Io lavoravo ancora in banca e passavo, rientrando a casa, lui stava riducendo il picolit. E dicevo: cosa fai? Vendemmi adesso. Era luglio. E lui fa: faccio riduco perché Sì, così devo esatto. produrre di meno. Un po' E di quindi potatura verde, faceva no? potatura verde, certamente, poi anche sullo schioppettino. E quindi lui lo faceva personalmente, pur essendo sempre molto impegnato in cantina. Mm. Quando c'erano questi lavori più, diciamo, specialistici, più di cura proprio mm, speciale, lui si adoperava Ok. e li faceva personalmente. C'è un tipo di vino che lo fai o non lo fai o qualcosa che per te è un vino perfetto, che è un vino che ti piace di più? Potrebbe essere la tua, potrebbe essere anche un Barolo, potrebbe essere Allora, un tipo diciamo, di vino che a te è un obiettivo come qualità. stiamo parlando dei vini che produco, ovviamente. Su Quindi, qualcosa fuori anche dal Friuli. mi piace, quando io esco, mi piace sempre assaggiare cose, quando esco dalla regione o dove ci sono ristoranti che hanno la possibilità che Assaggiare hanno una qualcosa bella nuova. cantina per Ah. assaggiare qualcosa di nuovo. Sono curiosa, mi piace assaggiare. Lo facciamo anche in cantina, nella nostra cantina, tra lo staff e anche qualche amico esterno, facciamo Mm. spesso degustazioni con prodotti friulani, ma anche con prodotti da fuori, anche Ah, con prodotti austriaci, perché avendo una clientela austriaca ogni tanto mi arriva qualche bottiglia ok. e quindi è bello metterle a confronto, magari delle varietà anche diverse, ma scoprire un po' questo mondo È importante questo. enorme, È importante. perché abbiamo una varietà di vitigni, una varietà incredibile, impossibile conoscerli tutti, solo i massimi esperti li conoscono tutti. Certo. Ed è un privilegio poter assaggiare anche delle varietà da fuori, per cui
È piacevole, diciamo, e poi è bello condividere con altri, perché io posso avere delle sensazioni, tu altre, magari l'enologo ne ha di altre, quindi è bello insomma condividere e scambiarsi le informazioni. E c'è qualche vino, qualche vitigno che ti ha colpito, che si dice, cavolo, questo è molto buono. Ma sono Magari sono facciamo tutti anche in buoni. Friuli questo vino. Ma diciamo che noi abbiamo già una gamma di vitigni nel Friuli Colli Orientali che è incredibile, per Certo, cui certo. mi sembra che aggiungerne altri sia poi complicarsi Assolutamente, sono d'accordo. la vita. Mi è piaciuta molto un'escursione fatta nel Rheingau, cioè nella zona del Riesling, dove abbiamo visitato una cantina e lì abbiamo provato 7 tipi di Riesling vinificati diversamente. C'era il cru, quello dalla cima della collina, quello nella zona pianeggiante, quello più vicino al fiume. È stato veramente fantastico e molto interessante. Bello. Poi mi è piaciuta una visita anche a una cantina nella zona del Wachau, dove abbiamo assaggiato Blaufränkisch. Blaufränkisch che sarebbe il nostro Franconia, che qui Certo. è tutto un altro vino. Qui il Franconia si fa con una nota un po' morbida, Certo. mentre invece là è un vino molto strutturato. Fai un Franconia ai Roncal? No, i Roncal non fa Perché Franconia. recentemente ho assaggiato 2 vini fatti con Refosco e Franconia insieme, e un paio di Franconia in purezza, che secondo me è un bellissimo vitigno. È un bellissimo vitigno, però diciamo come Roncal ho tutti i vini DOC. Ok. Quindi Franconia non può essere DOC? Non ha la DOC, è un IGT. Ok. Per cui io solamente vini DOC e quindi Franconia non l'ho preso in considerazione. Allora, quali vini fate al Roncal? Anche troppi. Troppi? Allora diciamo, partendo dagli spumanti, abbiamo uno spumante a base di ribolla gialla, Ok. che è un Brut. Naturale o Charmat? È uno Charmat lungo, fa 6 mesi di rifermentazione sui lieviti in autoclave. Ok. Ma è in previsione, ci stiamo lavorando, è già in lavoro, e un metodo classico, sempre ribolla gialla. Bello. Interessante anche un demi-sec fatto con uve di schioppettino. L'abbiamo fatto per differenziare un po', perché questo è nato per caso in un'annata molto piovosa che era il 2014. Ok. Quando diciamo il mio consulente di campagna Carlo Petrussi mi disse: Martina, con questo schioppettino puoi far solo un rosato. Ok. Perché aveva preso troppa acqua e quindi era molto gonfio, era molto produttivo, ma non per la qualità che volevo ottenere come schioppettino. Allora ho detto, va bene, sai cosa? Lo facciamo ma spumante. E così abbiamo fatto uno spumante rosato. Ok. Per differenziarlo dalla ribolla, che è un Brut. Poi il primo spumante che ho fatto era Pinot Grigio Chardonnay, che si chiama Argenteum. La ribolla si chiama Aureum, visto il colore dorato della ribolla. Ok. Questo si chiama Roseum. E allora avevo l'extra dry, il Brut, e quindi il Roseum era un demi-sec. Un demi-sec. Sì. Ok. Ecco, è piacevole, è un vino che si beve prettamente d'estate, bello freddo. Può essere servito come aperitivo, anche con i gamberetti, con qualcosa a base di pesce, con da dei piccoli, provare. sì, e anche con i dolci alle creme. Molto piacevole, sì. Pensa a te. Ecco. Okay. Poi da noi nei bianchi abbiamo i classici, quindi abbiamo una ribolla gialla, un Pinot Grigio, una Malvasia, un Friulano e un Sauvignon. Ok. E l'uvaggio bianco che si chiama Ploe di Stellis, pioggia di stelle. Ok. È un uvaggio interessante a base di Riesling friulano e Chardonnay. Quindi interessante. Riesling e Friulano vendemmiati e vinificati assieme in acciaio. Lo Chardonnay invece ha fatto 7 mesi di affinamento in legno. Quindi è un bianco un po' che esula dagli altri, essendo un uvaggio e con questa parte di legno è molto complesso e particolare. Interessante. Ma per i bianchi solitamente si lavora sempre con l'acciaio? Sì, gli altri bianchi sono tutti in acciaio. Il friulano fa un po' di criomacerazione di 24 ore, non di più. Però i tipi di orange wines non lo fate? No, non faccio orange wine. No. È una, diciamo, vinificazione tradizionale in bianco.
E per i rossi? Noi il nostro focus è più sugli autoctoni. La ribolla Brava. specialmente, friulano e un po' anche la malvasia, che la faccio da alcuni anni perché ho estirpato il traminer Ok. aromatico, perché insomma non ritenevo che fosse un vitigno, a me non piace, e quindi è una scelta personale. Ma questo è importante, se ti non piace è Non mi difficile piace. vendere un vino che non ti No, perché piace. è troppo floreale, non mi piaceva, e quindi io ho piantato la malvasia. Ok. Con la malvasia è un semi-aromatico e mi dà delle belle soddisfazioni. Io amo Malvasia. Ecco. Malvasia per me è molto bello. Abbiamo anche vinto un premio, non ho partecipato ogni anno, ma quando ho partecipato al concorso delle malvasie Giù in Istria, in Istria, sì. sì, abbiamo anche vinto un premio, quindi insomma Bello. è interessante. Complimenti. Per quanto riguarda i rossi, il focus è su refosco dal peduncolo rosso, schioppettino e pignolo. Wow. Ma si produce anche un po' di Merlot e Cabernet Franc, perché per completamento di gamma servono anche gli internazionali. Anche sui rossi abbiamo un uvaggio. Premetto, gli uvaggi li ha creati Roberto, io ho proseguito. Ok. L'uvaggio Civon, lo chiamiamo Civon perché c'è una storia, che c'era l'uva cividina, cividale era un'uva che veniva matura molto più tardi, quindi si raccoglievano i grappoli verdi perché non si buttava nulla in passato. Questo parlo di una cosa storica. E abbiamo recuperato questo nome dell'uva cividina, il vino è diventato Civon, e all'epoca era un vino duro, aspro, che diventava buono dopo un anno di maturazione. Quindi abbiamo recuperato questo nome perché in realtà noi facciamo una vendemmia tardiva per questo uvaggio, una vendemmia tardiva e un affinamento lungo in legno di 4 anni. Wow. Quindi è composto da 40% di uva refosco, 40% di uva schioppettino e 20% di uva pignolo. Ok. Mio marito aveva messo il Cabernet Franc a suo tempo ed era nelle sue intenzioni sostituirlo con il pignolo perché aveva notato che il pignolo era un vino longevissimo. Quindi era questo, aveva manifestato che con la successiva vendemmia avrebbe attuato questo cambiamento e fatto l'uvaggio con il pignolo. Lui purtroppo non è riuscito a farlo, ma io ho voluto tener fede alla sua volontà, quindi dal 2010, che è l'anno in cui ho vinificato per la prima volta da sola, ho messo insieme 40 refosco, 40 schioppettino e 20 pignolo passito però. E questo dà una nota di morbidezza, di rotondità a questo uvaggio che lo rende molto piacevole. Ovviamente poi seguono i 4 anni di affinamento in legno e diciamo che ci dà grandi soddisfazioni questo uvaggio. E il Civon rappresenta Roberto, come anche il Ploe di Stelis, insomma, quindi sono molto affezionata agli uvaggi del Roncal perché mi ricordano mio marito. Bello, bello, bello. Ecco. E volevo chiedere anche degli uvaggi, perché parlando con altri produttori, parlando con distributori, importatori, c'era una volta quando gli uvaggi erano i vini più importanti dell'azienda, no? I cru. Sì, i cru, esatto. E adesso hanno perso un pochino, sono i più difficili da vendere perché non hanno un nome di uva sull'etichetta. Allora, concordo, sono più difficili, sono sempre dei cru, però sono difficili perché vanno spiegati. Certo. Il ristoratore deve investire del tempo per poterli spiegare al cliente. Quindi anche per un cliente è facile perché è facile scegliere un vino monovarietale. Esatto. Voglio un Chardonnay, voglio un Friulano. È molto più semplice così, no? Sì, Perché conosce la varietà e va sul sicuro. L'uvaggio lo deve conoscere prima, oppure deve essere molto bravo il ristoratore, il sommelier, l'oste a spiegarlo e dire prova questo che con il piatto che hai ordinato si abbina perfettamente perché ha queste caratteristiche. È chiaro che deve investire tempo in più e sappiamo bene che il tempo costa, il personale costa. Certo. E questo fa sì che si venda le cose più semplici, quelle più facili che si vendono da sole. Io ricordo una volta parlando con un sommelier a Trieste e quando l'ho presentato l'uvaggio che ero lì per promuovere,
Lui ha detto, sì, è molto buono, però io devo avere un vino che si vende da solo, perché non ho tempo di spiegare. E secondo me è un peccato È questo, un peccato, certo. perché non ci vuole 10 minuti per spiegare, ci vuole 30 secondi. E se tu arrivi a tavola con un entusiasmo per un vino, lo Sì. vendi sicuramente. Ci vuole passione. Ci vuole Se tu hai passione. passione la trasmetti. Mhm. E sai, se uno deve invece ha la fretta, deve vendere, deve correre, purtroppo non riesce neanche ad esprimere la passione. Ci vuole un minimo, insomma, di tempo anche per esprimerla, quindi è difficile. Capisco Vero. che gli uvaggi siano quelli più difficili. Però Parlando un po' prima della registrazione, hai detto che sei spesso in macchina, stai spesso... Sì. Allora viaggi tanto per lavoro? Ma insomma tanto, relativamente, diciamo che sì, chiaramente il nostro lavoro ci porta ad andare a visitare i clienti, a mangiare dai clienti, a presentare, quindi o all'estero o alle fiere. Comunque devi essere presente perché le fiere più importanti ci devi andare, quindi i tragitti sono sempre, sono sempre un momento di E riflessione, questo è un effettivamente. aspetto del lavoro che ti piace o preferisci forse a qualche punto passare questa responsabilità alla tua figlia? Allora, devo dire che l'azienda in questo momento ha diversi progetti, Mhm. per cui negli ultimi periodi sono un po' più, diciamo, presente in azienda e ho delegato le visite esterne, anche le fiere, magari dove ho potuto, ho delegato mia Ok. figlia. Diciamo, la mia natura mi porterebbe a essere sempre in giro. Ah, Se io ok. dovessi Ti fare, piace sì, viaggiare? se dovessi fare quello che mi piace e basta, io sarei sempre in macchina, sarei in macchina, in aereo, tornerei da un viaggio, da una fiera, ripartirei per trovare un cliente. Purtroppo questo non è possibile perché ci sono delle responsabilità aziendali che, Esatto. diciamo, mia figlia è bravissima, ma è giovane, per cui deve un attimo, Quanti anni ha? ha 28 anni, 28 anni. quindi si è laureata, ha fatto il master e tutto quanto, è sempre all'estero e diciamo il Covid l'ha portata a casa, quindi è stato forse per lei una sfortuna, per me una fortuna perché ho guadagnato una persona preparata, Ok. poi ha fatto anche lei, è diventata sommelier recentemente Brava. e adesso deve frequentare il terzo VUSET. Il terzo? Ah, VUSET, ok, sì. sì. Quindi ha fatto il primo e il secondo, ora si accinge a frequentare il terzo. Wow. Quindi vedo che insomma la passione sta entrando. Infatti, Sì, volevo sì, dire, sì. si vede che è Sì, entrato sì, in sì. questo mondo del vino. Sì, Angelica sta Si chiama dimostrando Angelica? una bella passione. Ecco. Bene. L'altra bene. figlia invece Adelaide è ancora impegnata negli studi, è più piccolina. Ok. Ecco. Studia sempre nel mondo del vino No, o studia no? giurisprudenza. Giurisprudenza, ok. Sì. Allora secondo me sarà Angelica per essere Ma la che persona può che dire? Lei ha studiato business and management, quindi ci vuole anche sì, ci quello. vuole, certo. Ci vuole Sì. anche quello. Infatti ci sono tante aziende quando secondo me ci voleva qualcuno con un po' di business and management. Sì, anche perché portano freschezza, innovazione, sai, comunque Attenzione anche ai numeri sì. che tante aziende non ce l'hanno. E poi anche una particolare attenzione anche ai social, al sito, all'immagine dell'azienda che magari, Importante. ecco, quello mi piace avere una bella immagine, però mi secca seguirla, non è una cosa che amo, ecco, i social non sono proprio Ok. nelle mie corde. Infatti quando l'abbiamo parlato prima, non si è parlato del podcast, non è che tu hai Spotify o qualcosa così, allora No. non mi sembra una persona proprio attaccato al telefono, Allora, a parte dei i contatti con contatti sì. Allora business. ecco, da business sì, perché ahimè anche a volte è complicato, però anche attraverso WhatsApp prendi gli ordini, scrivi al cliente ed è bellissimo perché puoi scrivere a tutti i clienti in tutto il mondo, anche in Cina, in Cina con WeChat, però insomma con WhatsApp ce l'hanno quasi tutti, per cui ci si scrive ed è molto veloce, è uno scambio di informazioni rapido, interessante e mantieni anche il contatto col cliente. Tu hai qualche cliente in Cina proprio? Ma diciamo che avendo fatto diverse fiere, sì, qualche cliente c'è, non grandi, perché ovviamente l'azienda comunque
è un'azienda piccola, sono 20 ettari e noi produciamo attualmente 80.000 bottiglie, ma abbiamo dei vigneti che sono stati ristrutturati, quindi non sono ancora in piena produzione, Ok, con una potenzialità con uve proprie di arrivare anche a 150.000 bottiglie, insomma. ok, Interessante sarebbe superare le 100.000 perché è un bello scoglio. Vediamo un certo. po' come va, insomma. Ci stiamo impegnando in tal E senso. com'è il tuo, non so, esperienza in Cina con del mercato della Cina? Perché onestamente è raro che trovo aziende che hanno un mercato in Cina, a Allora, parte di quelli molto grandi. diciamo che producendo dei rossi strutturati, perché non abbiamo parlato effettivamente del sistema di produzione. Allora, i bianchi freschi, in acciaio, ma freschi però hanno anche una bella struttura e sono comunque longevi. I rossi sono tutti strutturati, tutti vengono passati in legno, tranne il Cabernet Franc. Per cui dal Merlot al Refosco allo Schioppettino, che fanno circa 3 anni di legno, passiamo al Civon che ne fa 4 e al Pignolo che ne fa 5. Ok, Quindi con questo tipo di vini abbiamo prima partecipato a dei concorsi che hanno premiato i vini di una certa struttura e ho cominciato a partecipare a qualche fiera che mi ha dato insomma delle soddisfazioni. Chiaramente il Covid ha ucciso un po' tutta la struttura che era stata creata, però pian piano insomma stiamo riprendendo il Ok. lavoro. Esportiamo in Europa, ok. qualcosa in Canada, Stati Uniti? Stati Uniti ci stiamo provando, ma avevamo diciamo, abbiamo esportato sempre prima del Covid. Questo, il Covid ha un po' Covid interrotto scombussolato, tutto, ha sì. interrotto parecchio, diciamo. Poi io non è un'azienda grande che ha quindi degli importatori di peso, sono importatori piccoli che magari hanno avuto delle difficoltà e si sono un po' rallentati, per cui acquistano da altri importatori, prendono meno rischi. Certo, Ecco. certo. E non abbiamo parlato di dov'è l'azienda. In questo Sì, modo giusto. possiamo parlare di Siamo partiti al collocare un contrario. po' in Sì. un posto fisico questo. Allora, l'azienda si trova sul Colle Montebello, che è un toponimo storico. Ah, ok. Montebello, ahimè, non è stato possibile utilizzarlo come nome aziendale perché era già registrato. Ah, ok. E per altri prodotti però insomma lambiva un po' lambiva il discorso delle bevande, per cui abbiamo preferito chiamarlo il Roncal, che in friulano significa colle terrazzato. Ah, ok. Come c'è il ronco, che è una porzione di collina lavorata a terrazze, il Roncal è la collina completa ed è effettivamente Montebello, è un colle, Ok. è un bel colle effettivamente, tutto terrazzato. Ok. E dove si trova questo Cividale Montebello? del Friuli. Ok. Cividale, sappiamo, è nel cuore dei colli orientali del Friuli. Ah, ok. E proprio dentro il comune di Cividale? Sì, sì, Ah, sì. ok. Sì, Questo sì. non Sì, sapevo. chiaro, fuori dalla città, ovviamente, essendo un Certo. colle. Sì, appena fuori dal centro ci mettiamo 3 minuti per arrivare a Cividale. È una bellissima struttura perché lo passo spesso. Sembra questo castello sulla collina che è Castelletto, veramente sì. castelletto, no? Molto molto bello. Grazie. E, Cerchiamo di curare anche l'immagine, abbiamo anche accoglienza. infatti volevo chiedere anche Sì, quello. abbiamo un resort di 13 camere dove offriamo il pernotto e la colazione. C'è la piscina a disposizione degli ospiti, hanno le biciclette per potersi sbizzarrire, perché insomma i percorsi nei colli orientali sono tantissimi, sono bellissimi, e quindi gli appassionati di bicicletta possono viaggiare tra le colline friulane. 13 camere mi hai detto? Sì. Ah, 13 io camere. ho un bellissimo ricordo, però stiamo parlando di tanti anni fa, 2010, 2012, 12 forse? Di cosa si tratta? Che non ricordo. Ero qui con Jeremy Parson, con un gruppo di bloggers. Sì, è vero. Ricordi quello? Sì, li ho avuti ospiti da me, è vero. Esatto, è vero. e io Sì, ricordo che con degli amici bloggers, che sono sì. adesso carissimi amici,
siamo stati sulla terrazza di una delle sì. stanze a bere fino tardi, grappa sulla terrazza. Però. Beh, Perché abbiamo fatto una giornata di degustazione e visite in aziende e dopo l'abbiamo mangiato tantissimo e ho detto dai, andiamo a come bere. digestivo. Esatto, sì, abbiamo bellissima ricordo che l'ho fatto lì da Poteva te. essere febbraio, marzo? Poteva essere No, era più, secondo me, marzo marzo, forse. perché ricordo che era una primavera calda Mhm. e per loro era strano e si sono distesi sull'erba del prato. E ricordo che dicevano incredibile in questo periodo ed il clima era così mite, così piacevole, il sole scaldava senza dare fastidio, quindi erano distesi sul prato, così si sono buttati un attimo ed era stata una cosa per loro piacevolissima. Sì, ma io ricordo anche delle persone che arrivavano, che è stato un evento abbastanza importante, Sì. molto molto bello. Allora tu hai tante persone che vengono lì per pernottare, per stare lì, allora dovrebbe essere anche un bel mercato di vendita diretta. Sì, allora chiaramente il pernottamento fa sì che il cliente soggiorni, sosti in cantina, possa fare degli assaggi liberi oppure partecipare alle degustazioni guidate che organizziamo. Ok. Quindi queste degustazioni guidate sono volte ad avvicinare il cliente, a fargli conoscere diversi vini in abbinamento a dei prodotti friulani, prodotti tipici, e poi poter arrivare ad una vendita, questo è lo scopo. Effettivamente il pernotto, diciamo l'accoglienza fa da volano alla vendita del vino, perché poi c'è quello che loro dicono, noi abbiamo tanti ospiti di lingua tedesca, lo dicono Mundpropaganda, cioè il passaparola cosiddetto. Certo. E quindi persone chiamano persone, si sono trovati bene, hanno soggiornato bene, noi facciamo delle colazioni a misura di Ok. straniero, perché Ok. trovano veramente di tutto. Questo per passione, perché durante i viaggi, vuoi per lavoro o per diletto, ho provato diversi tipi di colazione. Ogni volta che mi capitava di vedere qualcosa di nuovo, lo portavo Ah, ok. l'idea. Quindi adesso è una colazione veramente molto molto ricca e piacevole. Ok. Ecco. Gran parte dei visitori, ospiti tedeschi, austriaci. Austriaci, tedeschi e poi Nord Europa. Ah, ok. Sì. Abbiamo qualche volta capitano anche degli americani, ma sono più rari. Ok. Più rari. Posso chiedere che è il percentuale di vendita diretta? Saremo intorno dal 25 Ah, 30%. è importante questo. Sì, è discreto come Perché vendita. come vendita. Sì. Secondo me questo è importantissimo perché è il futuro per le aziende di alzare, perché secondo me la media in Friuli è intorno al 5% di Addirittura. vendita diretta. E Beh, dopo ci sono delle eccezioni che io ricordo che ho fatto un podcast con Stefania di Monviert e sì. lei ha detto che io faccio 70% Mamma vendita mia. diretta. Ha detto 70%. È un'azienda che ha una storia molto Sì, antica, è una storia, quindi ha un avviamento incredibile. Per però cui 70% è tanto. è tantissimo. Però secondo me Una fortuna incredibile. 20-25% secondo me è un obiettivo Sì. buono. Sì. E l'accoglienza è importantissima Sì. per questo. Credo tutte le aziende che hanno l'accoglienza all'interno dell'azienda possano essere favorite nella vendita diretta, chiaramente per gli ospiti che soggiornano, perché sono attratti comunque. Normalmente, non dico 100% degli ospiti, però 99 vanno via con un cartone di vino almeno. Ok. Poi sì, meglio se vanno via con più, ma è chiaro che Sì, ognuno rispetto ai propri gusti, alle proprie possibilità anche. certo. Sì, poi a tanti ospiti piace girare tante aziende, quindi prendono magari un paio di cartoni da me, un paio dal vicino, un paio
un'altra zona e vanno via col bagagliaio pieno. Bello, Sì, bello, bello. sì. Sì, soprattutto quando si sente queste telefonate. Ah, sono su questa azienda molto bello, hanno un Malvasia, vuoi che ti Sì. porto 6 bottiglie? Sì, Sì, allora bellissimo. 6 bottiglie per me, 6 bottiglie per il Per mio amico a l'amico, casa. sì, È sempre una bella cosa. certo. Hai parlato di nuovi progetti. Puoi parlare un po' di quello o devi tenerlo segreto? Ma possiamo anche dire qualcosa perché sono abbastanza imminenti. Ok. Allora, prima di tutto abbiamo acquisito una piccola proprietà poco distante da noi, Mhm. più verso Cividale, Ok. sopra una collinetta. È stato un innamoramento immediato perché c'è una vista pazzesca da lì, vedi tutta Cividale dall'alto, Wow. è stupendo come posizione e c'era questo casolare che si poteva ristrutturare e lo stiamo completando la ristrutturazione Mhm. per fare degli appartamenti, quindi una sorta di residence. Ok. Mentre da noi abbiamo le camere, lì ci saranno degli Gli appartamenti appartamenti. di prossima apertura, se Dio vorrà, perché si sa con le maestranze è sempre difficile, i tempi si allungano, agosto non ne parliamo, quindi speriamo di non aver perso completamente la stagione, di riuscire magari a ospitare qualcuno, perché i nostri ospiti storici ci chiedono: ma allora, quando aprite questi appartamenti? Vogliamo provare, vogliamo andare lì. Certo. E questo è anche adatto a famiglie, diciamo, il posto è veramente bello, è vicinissimo a noi. Ok. Ecco, questo è un progetto. E dove lo trovi questo? Per Allora, darmi un'idea un po' dalla più concreto. dalla nostra azienda, Sì. dal Roncal, proseguendo verso Cividale, Ok. sulla destra in alto. Sulla destra in alto. Ok, Sì, ok. sì. Poi ti faccio vedere sulla mappa. Ok. Lo mappiamo. Bene. Un altro progetto che comunque abbiamo iniziato e che stiamo completando è la cantina di produzione che è a San Pietro Natisone. Ok. Si tratta di una struttura molto bella, nuova, siamo di primo ingresso, e lì abbiamo diciamo, tutto quello che riguarda la vinificazione, quindi nuovi serbatoi, un frigo che, diciamo, per poter tenere i vini a temperatura controllata, abbiamo lo scambiatore, è tutto nuovo, per cui è stato un progetto molto, molto costoso, molto impegnativo. Ok. E lo stiamo completando con tutto quello che serve. Abbiamo già vinificato l'anno scorso. E questo è perché la cantina lì da Roncal è diventato un po' troppo stretto, un po' troppo, Lì al troppo Roncal piccolo? è troppo piccolo. Al Roncal abbiamo solo l'affinamento in legno. Ah, ok. Ecco. E vinificavamo già fuori in affitto, adesso abbiamo questa struttura che Ah, questo non ci sapevo. consente di lavorare molto, molto comodamente. Abbiamo il magazzino, insomma, è tutto quello che serve. Poi pian pianino ci stiamo strutturando perché sia finalmente completa. Ma bello di avere il cosiddetto baricaia lì in casa, Sì. perché ovviamente le persone che vengono a visitare vogliono vedere queste belle cose. Chiaramente quello che si mostra è la parte in affinamento in legno, perché è la parte silenziosa della produzione, tranquilla, e quindi pur avendola nel cuore dell'azienda dove c'è anche la struttura ricettiva, non è di disturbo agli ospiti. Ok. Mentre invece la produzione è preferibile che sia un po' separata, perché ovviamente quando si vinifica la pressa è rumorosa, lavora Anche fino tutta la tardi la notte. notte. Sì, quando si imbottiglia si inizia molto presto al mattino e anche lì si fa rumore, quindi non è proprio È il un'attività da fare vicino alla ricezione, per cui sai che stiamo non ho d'accordo. mai pensato di questo. Ma questa era Però già ovviamente stata un'idea di mio marito quando abbiamo ristrutturato, cioè lui purtroppo non ha visto tutta la ristrutturazione perché è mancato, ma io l'ho portata a termine, è un progetto di sua, che è venuto da lui sostanzialmente, quindi lui aveva già pensato lì di fare solo l'affinamento, perché la produzione appunto è una cosa più tecnica. Per quelli più curiosi o quelli che insomma gli importatori che vogliono vedere, chiaramente li portiamo anche a vedere la produzione, ma vediamo queste
vasche d'acciaio, fredde, lucide, vediamo un frigo, vediamo macchine che servono e sono fondamentali per la produzione, ma non sono così calde come una cantina con il legno. Certo. Per cui diciamo per gli ospiti privati, per i gruppi che vogliono vedere qualcosa, la cantina di affidamento è la cosa più bella. Certo. E solo per gli esperti, diciamo quelli che hanno le mani in pasta, allora vogliono vedere anche dove viene prodotto il vino, allora li si porta nella parte tecnica, diciamo. Ok. Ecco. E allora, continuando un po' con questa idea del futuro, dei progetti, tutto Sì. quanto, e una persona molto saggio mi ha detto che devi fare una domanda a delle persone, devi chiedere questa domanda, che hai un sogno nel cassetto? Ne ho tanti di sogni nel cassetto. Ok, si può parlare di qualcosa? Ma Non voglio metterti a disagio, ma... allora, un sogno nel cassetto, sì, ne ho tanti, vorrei fare, cambiare, ampliare. Io elaboro sempre. Allora ti ho detto, quando sono in macchina, non ascolto la musica, Pensi? penso e ahimè il cervello va per conto proprio, quindi progetto in continuazione. Ok. È chiaro che certe cose non sono realizzabili nell'immediato, perché vorrei sempre ampliare, mi piacerebbe fare un centro benessere adiacente Ok. all'accoglienza, vorrei tante cose, ma sono sogni. Magari prima o poi qualcosa riuscirò a realizzare, non sono pretese impossibili. Quindi chissà di futuro se mi consentirà di realizzare piano piano ogni giorno qualcosa di più, insomma. Per quanto riguarda i vini, hai qualcosa? E per quanto riguarda i vini bisogna muoversi un po' in giro a vendere, perché Ok. come ti dicevo, da 80.000 bottiglie che produciamo attualmente, mi piacerebbe arrivare almeno cioè 100.000. raggiungere le 100.000, superarli, perché la potenzialità, quando i vigneti saranno a piena produzione, potremmo raggiungere le 150.000, che sarebbe un bel obiettivo per me. Insomma, l'azienda è piccolina, ma cresceremo. Bello. L'altra domanda che mi è venuta prima, che volevo chiederti adesso, che un'altra persona che ha detto che se vuoi entrare dentro un mercato, deve avere un punto affilato. Allora deve avere, invece di entrare con 5 vini o 10 vini, deve fare un tipo di specialista su un tipo di vino. Allora, che cos'è la punta affilata di Il Roncal? Il vino che si presenta sempre prima, Prima, come portabandiera. ma dipende dal Dal mercato mercato, dove vuoi certo. entrare, perché chiaramente se tu vuoi andare in Inghilterra punti più sui bianchi freschi, sugli internazionali. Se vuoi entrare è così un po' anche negli Stati Uniti. Dipende, ogni mercato diciamo È un po' diverso. è un po' diverso. Chiaramente non tutti gli anni sono uguali, non tutti i vini vengono sempre uguali. Diciamo che abbiamo delle punte di diamante che sono, i nostri cru, come ti dicevo, sono gli uvaggi, che però non sono facili per poter entrare. Sì, difficile usare quello per il punto di entrata. Sì. E c'è il pignolo che consente di entrare nei mercati dove amano particolarmente i rossi. E poi abbiamo, e per me un bel portabandiera sono la ribolla gialla, il friulano e poi il nostro Sauvignon, perché ogni anno viene sempre con delle note di salvia. Non è un Sauvignon volgare, come si suol dire, con sentori di pipì di gatto, esplosivo. È un Sauvignon molto elegante, con note verdi, e piace tantissimo. Quindi a seconda della richiesta del mercato, diciamo, se vogliamo entrare con un bianco, o andiamo dalla ribolla classica, che è piacevolissima, o il friulano, che per me è sempre il portabandiera del Friuli. Certo. O per quelli più che desiderano un vino più aromatico, il Sauvignon per me è un vino che dà soddisfazioni. Come rossi, ti dicevo il pignolo, però il pignolo è chiaro un vino anche più costoso facendo un lungo affinamento in legno. Lo schioppettino incontra
il 99,9% del gusto delle persone, Bello con queste questo. sue note di pepe e poi l'affinamento in legno che lo completa, è davvero un bel portabandiera. Mm. Questi sono i vini, diciamo, che sui quali punto di più. Tu sei anche praticamente vicino alla zona di Cialla, di Prepoto, allora tu Sì, sei in sì, quella zona, è una sì. zona abbastanza fresca, allora proprio portato per fare questi schioppettino che Sì. sono un po' più speziati. Sì, diciamo che da noi è abbastanza ventilato, perché siamo in un canalone. Tu sai che Cividale è conosciuta per essere sempre un po' fresca la sera, Esatto, ventilata. con i natisoni. E noi siamo in questo canalone che porta sempre un vento da Cividale ed è sempre ventilato. Infatti anche nelle annate piovose diciamo che siamo fortunati perché asciuga abbastanza. Ah, ok. Quindi anche il pignolo, che è un'uva difficile perché ha questo grappolo con gli acidi molto compatti. Quando hai una stagione piovosa, se viene bagnato fino all'interno rischi il marciume. Se riusciamo invece ad asciugare con la ventilazione che otteniamo naturalmente, anche in annate piovose abbiamo ottenuto dei pignoli discreti. Bello, bello, bello. Mm. E sai che io faccio un evento che si chiama Ottobre Rosso Refosco. Beh, mi dispiace, ma non lo sapevo. Non sapevi? Adesso lo sai? E adesso dovrò anche ascoltare la radio, perché devo ascoltare il tuo podcast quando sarò in E macchina. tu che non sei proprio a mano con i social, allora non posso dirti, ma devi seguirmi sui social. Ma Perché no, ti seguirò. Ce li ho. Ok. Alla fine i social ci siamo, come azienda, anche come privato, ma non pubblico granché, però seguo qualcosa, le cose che Ok. mi interessano. Scorro qualcosa. Ok. Quindi senz'altro ti seguirò. E questo sarà il 4º anno che faccio questo evento e abbiamo parlato di tutti i vini rossi, Mm. a parte del Refosco. No, Refosco è difficile perché per me il Refosco è bellissimo, come Ben Little per il Pignolo, che è proprio Ah, sì. innamorato con Sì. il Pignolo. Ovviamente non sono come grande come lui di comunicare, esprimere, però ho una passione per il Refosco perché secondo me è un vitigno importante, però è un vitigno forse più difficile ancora del Pignolo da vendere. E che cos'è del Refosco che ti piace? Che cos'è del Refosco che ti trova anche difficile? Ma il Refosco è un bel vitigno. Non è così conosciuto fuori dall'Italia, anche dalla regione. Lo schioppettino anche ha un nome particolare che lo rende Esatto. accattivante. Certo. Il Refosco dal Peduncolo Rosso in realtà è un vino piacevolissimo, che ha queste note di frutti rossi, di sottobosco. È davvero piacevole, anche con l'affinamento in legno acquisisce una certa struttura, ha un tannino che si ammorbidisce con l'affinamento in legno, per cui è un bel vino. In realtà puntiamo, come ti dicevo, sugli autoctoni, e anche il Refosco ne fa parte. Chiaramente più peculiare è lo schioppettino con questa sua nota di pepe, ma il Refosco con le sue note fruttate di frutti rossi sono di marasca, è tanto piacevole ed è anche un bel vino che però è più considerato un vino autunno-invernale, perché è un vino che si abbina favolosamente con la selvaggina, è un abbinamento friulano, Certo. Refosco selvaggina, Ok. perché anche lo schioppettino si abbina alla selvaggina, se vogliamo, con queste note di pepe che vanno a contrastare note speziate con cui si cucina la selvaggina, appunto. Ma il Refosco è più considerato un vino di invernale. Ok. Però quando, diciamo, ci sono gli appassionati di rosso, è un vino che piace, è un bel vino. Però manca un po' di mercato, secondo me. Sì, manca un po' di mercato, effettivamente. Cosa dobbiamo fare per vendere più Refosco? Per vendere più Refosco, promuoverlo e fare eventi, effettivamente. Se ci sono degli eventi dedicati, Infatti, perché no? faccio con Paolo Iana una degustazione per ein Prosit di Refosco, Ah, bello. che secondo me è importante.
Però questo è il mio obiettivo. Allora, chiedo sempre agli ospiti di dire, Wayne, non mi hai chiesto di, non so, vini dolci, non mi hai chiesto di questo, quello, quell'altro, se c'è qualcosa i che vini ho dolci. È saltato. vero, non ti ho parlato che produco anche un po' di verduzzo e piccoli, ma Ok. sono delle piccole, veramente delle chicche che rappresentano veramente una percentuale bassissima della produzione. I Ok, vini dolci non sono così richiesti. purtroppo. Invece no, non ti ho detto, Non mi hai forse tu detto? non lo sapevi, che io faccio anche degli altri prodotti. Allora, No, questo non sapevo. noi produciamo un olio di oliva, un olio Evo, con 5 cultivar, bianchera, leccino, maurino, pendolino e frantoio, ed è un extravergine chiaramente. Abbiamo diversi ulivi anche nella piccola proprietà dove ti dicevo che adesso apriremo gli appartamenti. Ci sono tantissimi ulivi, quindi siamo circa su 1 migliaio di piante. Wow! Sì, ed è un olio che ci dà tante soddisfazioni, piace tantissimo e è un bel prodotto. Chiaramente la resa per noi è molto bassa, però diciamo che è una chicca, diciamo. Sta diventando sempre più possibile, perché c'era un periodo quando non c'era olio in Friuli, Sì. adesso si vede sempre di più. Sì, perché chiaramente gli inverni rigidi del passato avevano ucciso tutta la produzione, però il Friuli è anche per l'olio, abbiamo Oleis Certo. che quindi rappresenta storicamente che l'olio in Friuli si produceva. Dove vive bene la vite, vive bene anche l'ulivo. Adesso con gli inverni miti che abbiamo ultimamente, diciamo che non abbiamo nessun problema a coltivare l'ulivo. Non abbiamo rese alte perché comunque la temperatura è più fredda rispetto al sud dell'Italia. Quindi diciamo un olio extravergine più un condimento balsamico che con 10 anni di affinamento, ed è molto particolare. Lo facciamo con il mosto di schioppettino. Bello. E un amaro fatto con il vino ribolla gialla, vino, alcol e con infusi di erbe aromatiche. È un amaro molto piacevole che può essere utilizzato da aperitivo e noi lo chiamiamo il nostro spritz amaro invece, Ok. perché è un amaro molto artigianale, quindi un po' d'amaro, diciamo 25-30%, il resto è spumante di ribolla gialla e una fettina e una scorza d'arancia. Se vengo da te mi fai faccio questo aperitivo, senz'altro. Oppure come digestivo puro on the rocks. Ok. E questo è Bello. Sì. Io sono un grandissimo amante di amaro. Vedi? Amaro mi piace tantissimo. Ti invito ad assaggiarlo. Perfetto. Facciamo questa cosa qua. Volentieri. Ok. Volentieri. Martina, grazie tantissimo per il tempo dedicato. L'invito. Ti ringrazio tanto. E ci vediamo in azienda. È stato un piacere, ti aspetto prestissimo. Perfetto, grazie. Sì.